Abbiamo iniziato la lettura commentata dell'Epistola di Paolo ai Filippesi. Ci siamo fermati la scorsa volta all'introduzione, era necessario introdurre questa lettera e abbiamo iniziato la lettura con il saluto e il principio di questa lettera, fermandoci soltanto alle manifestazioni di affetto dell'Apostolo Paolo verso questa Chiesa. Dicevamo la scorsa volta che la scelta proprio in questo periodo di questa lettera di Paolo non è casuale, perché la lettera ai Filippesi, insieme a quella agli Efesini e quella ai Colossesi e alla lettera personale a Filemone, fanno parte delle cosiddette lettere della prigionia. Quando, come leggiamo negli Atti degli Apostoli, all'ultimo capitolo, Paolo è in prigione, agli arresti domiciliari, diciamo così, a Roma, decide di scrivere alcune lettere alle chiese che aveva fondato nei viaggi missionari, e una di queste è appunto rivolta ai Filippesi. La scelta, dicevo, non è casuale in questo periodo perché Paolo era in una prigione leggera, diciamo così, non era in una cella, era confinato a casa sua, non poteva uscire perché era appunto un prigioniero, e quindi scrive. Questa condizione dell'Apostolo Paolo ci è molto familiare in questi giorni, che siamo obbligati a stare o tutto il giorno in casa, o chi lavora poi deve rientrare a casa e rimanere la sera a casa. E quindi questo ci fa sentire un po' più vicini al sentimento dell'Apostolo. E anche questo spunto ci aiuterà a comprendere anche l'intento, il senso delle parole, anche il calore, la forza delle parole dell'Apostolo mentre scrive ai suoi fratelli nella città di Filippi. Ho voluto dare un titolo a questa serie di riunioni, di commento, e il titolo un po' particolare è La catena della gioia, perché la particolarità della prigionia di Paolo era che lui poteva muoversi in casa, poteva ricevere visite, anche svolgere determinate mansioni. L'unica cosa che però lo caratterizzava come prigioniero è che in casa sua doveva vivere con lui un soldato romano, un soldato che faceva parte del gruppo dei soldati del Pretorio, che faceva i turni, quindi c'era un cambio turno, e questo soldato romano era legato con una catena all'Apostolo Paolo. Ma leggendo l'Epistola ai Filippesi, quest'uomo in prigionia, noi scopriamo che l'unica vera catena che lega l'Apostolo non è la catena della prigionia, ma è la catena della gioia di Cristo, perché nessuno può togliere la gioia del Signore all'Apostolo. Quindi è questa l'unica catena a cui lui è legato, ed è la catena a cui vogliamo essere legati noi in modo indissolubile, per non essere confusi in un mondo che non conosce il Signore e davanti a circostanze che possono essere oltre il nostro controllo. Abbiamo iniziato leggendo gli indirizzi e i saluti. Sto prendendo come riferimento, per facilità di consultazione, i titoletti che vengono dati nella versione nuova riveduta della Bibbia, in modo che, se avete la vostra Bibbia, potete seguire e capire anche quale paragrafo stiamo esaminando. Tra l'altro vi consiglio, questi sono commenti verso per verso, quindi io vi consiglio di tenere le Bibbie aperte in modo che possiamo seguire tutti insieme la lettura e fare le nostre considerazioni. Abbiamo parlato quindi dell'indirizzo dei saluti, abbiamo iniziato a leggere dell'affetto di Paolo per i Filippesi, e ci eravamo fermati appunto a quel bel verso che conosciamo tutti: ho questa fiducia, il verso 6 del capitolo 1, colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Paolo, dicevamo, aveva visto nascere nella fede i Filippesi, li aveva visti crescere, e quindi sapeva di che pasta spirituale erano fatti, diciamo così, e quindi sulla base di questo era sicuro che il Signore avrebbe portato a compimento un'opera autentica che
aveva visto iniziare nel cuore di questi credenti. Proseguo la lettura dal verso 7 e se volete potete seguire anche voi. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore, voi tutti che, tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Ecco, Paolo dice, è giusto che io abbia questo affetto per voi, perché c'è qualcosa che mi lega a voi, ed è il fatto che voi siete stati partecipi con me delle sofferenze. Abbiamo sofferto insieme, in qualche modo l'Apostolo sta facendo dei riferimenti al tempo in cui è stato con questi credenti, il tempo della nascita di questa Chiesa. Sappiamo che l'Apostolo è ritornato a Filippi un paio di volte nell'altro suo viaggio missionario e quindi lui fa un riferimento e dice: voi siete legati con me, le esperienze che abbiamo fatto insieme mi hanno legato, il mio cuore è con voi, vi ho nel cuore, sento un legame forte nei vostri confronti perché in ogni situazione, quelle favorevoli, eh, la conferma del Vangelo e quelle sfavorevoli nella difesa, nelle mie catene, voi siete stati partecipi con me della grazia. Ed è un po' come se l'Apostolo dicesse una prospettiva più ampia. Se siete stati partecipi con me nelle sofferenze, nel tempo presente, sarete partecipi della grazia nel tempo futuro. E qui dobbiamo fare qualche considerazione per la nostra vita. Lo dirà ancora l'Apostolo Paolo e noi lo vedremo, lo leggeremo. Chi soffre adesso per il Signore ha una conferma che sarà nella gloria col Signore. Quindi partecipare alle sofferenze dell'opera di Dio oggi significa partecipare della grazia in futuro, quando incontreremo il Signore. Ma ancora di più c'è un altro aspetto che dobbiamo considerare. L'Epistola di Paolo ai Filippesi, anche se ha degli squarci di altissima teologia, e lo vedremo, è un'epistola molto pratica. E Paolo dice: c'è qualcosa che è capace di legare le persone e soprattutto quando gli scopi sono alti, sono eterni, ed è il soffrire insieme. Siete stati partecipi con me delle sofferenze. Quando i credenti soffrono insieme per l'Evangelo, quando soffrono per sostenere anche chi è perseguitato e chi sta cercando di tenere alto il nome del Vangelo anche attraverso dure prove, questo tipo di sofferenza lega i cuori in modo spirituale. Dice: Dio mi è testimone, il verso 8, di come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Quindi non è un affetto familiare, non è un affetto umano, è un affetto che è nato ed è cresciuto a motivo di Cristo. Il Signore voglia che noi viviamo insieme. Ecco perché è importante essere una chiesa locale unita, che si trova, che partecipa, che vive insieme, perché fa esperienze insieme, perché queste esperienze ci vincolano nell'amore di Cristo e ci legano l'uno all'altro di un affetto profondo che è un affetto spirituale, non l'affetto di dire mostrami con delle pacche sulla spalla, oppure che dimmi che vado sempre bene in modo che so che mi approvi. No, è l'affetto di quelli che hanno sofferto insieme. È un aspetto sicuramente umano che abbiamo vissuto. Quando si fanno delle esperienze insieme ci si sente più legati, quanto più quando sono esperienze spirituali. Ma a questo punto l'Apostolo fa una preghiera, verso 9, e prego che il vostro amore. Paolo era certo dell'amore dei Filippesi, era certo dell'amore perché tra poco lo vedremo, o meglio, andando avanti nell'epistola lo vedremo, l'amore dei Filippesi fu pratico, loro mandarono una persona addirittura per manifestare a Paolo l'amore che gli portavano. Ma dice Paolo: io però ho una preghiera, faccio una richiesta, che il vostro amore abbondi
non abbondi di più e basta, ma abbondi di più in conoscenza e in ogni discernimento. Paolo prega che l'amore dei Filippesi si unisca alla conoscenza. Un aspetto che affronterà l'Apostolo in questa epistola è il rimanere uniti contro i falsi profeti, contro i falsi dottori. E quindi il solo amore poteva portare a un rischio. Quindi l'Apostolo dice: io prego che il vostro amore, che deve rimanere invariato, deve rimanere grande, incrollabile, il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in discernimento, cioè che voi possiate conoscere di più, perché possiate apprezzare le cose migliori. E questo senso di apprezzare dà l'idea del metallo che viene affinato, affinché possiate valutare le cose migliori, le possiate distinguere bene. Cioè possiate prendere le cose che sono veramente buone per voi, non le cose superficiali, non le cose umane, ma le cose che vi preparano per il giorno di Cristo, affinché, prosegue nel verso 10, siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Quindi amore e conoscenza ci permettono di prepararci per il giorno di Cristo. Verso 11. Perché siate ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. In altre parole, Paolo sta dicendo, siamo soltanto all'inizio e lui sta semplicemente manifestando il suo affetto per questi credenti, sta dicendo, io aspiro per voi a cose buone e quindi dell'amore sono già certo, quindi non ho bisogno di parlarvene, ma faccio una preghiera, che al vostro amore abbondi la conoscenza perché nel giorno di Cristo voi siate pieni di frutto, frutto di giustizia, che vada a lode e gloria di Dio. Io voglio in altre parole che voi entriate, cito l'Apostolo Pietro, abbondantemente, entriate largamente nel regno dei cieli e possiate sentire voi il Signore che vi dice ben fatto, buono e fedele servitore. Questo è l'augurio che fa Paolo, è il desiderio di Paolo per questa Chiesa. Dice mi auguro per voi e prego il Signore che sia così, che voi entriate nella presenza di Dio quando il Signore tornerà, entriate apertamente, ricchi di frutto, in modo che il Signore abbia motivi di lode nell'accogliervi. Questo è il modo in cui Paolo esprime il suo affetto per i credenti. È davvero un uomo spirituale. Non è un uomo che dice io prego che stiate bene, non siate malati, abbiate un buon posto di lavoro. No, l'Apostolo sa le cose che sono importanti, lo stiamo per vedere. E quindi dice io prego per quelle, proprio perché vi amo. Il mio cuore è legato a voi, ecco perché chiedo per voi le cose migliori. Fratelli, noi dobbiamo desiderare per noi e per i nostri fratelli le cose del cielo, le cose dall'alto, perché noi stiamo aspettando il Signore e ci dobbiamo preparare proprio a questo. E così si chiude questo passaggio. Dal verso 12 al verso 26 c'è una descrizione delle notizie, questa è una lettera, quindi l'Apostolo dà anche delle notizie a suo riguardo alla Chiesa, delle notizie relative alla prigionia di Paolo. La prigionia di Paolo, dice l'Apostolo, rende noto l'Apostolo, costituisce qualcosa che sta portando avanti l'evangelizzazione e quindi la causa del Vangelo. Leggo dal verso 12. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che tutti quelli del pretorio e tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli, nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. In altre parole, Paolo dà delle notizie che hanno lo scopo di rassicurare i credenti. Lui sta dicendo, fratelli, non vi preoccupate. E forse queste parole
risuonano molto familiari per noi in questo periodo. Fratelli, non vi preoccupate se vi sembra esteriormente che mi è capitato un guaio, che io stia vivendo un momento di prova e di difficoltà. Io vi voglio rassicurare, state tranquilli, perché l'opera di Dio sta andando avanti in un modo che voi non potete immaginare. Chi l'avrebbe mai detto che in prigione l'opera di Dio possa andare avanti? Io sono qui a scrivervi questa lettera per dirvi proprio questo. State tranquilli, Dio sta continuando a compiere l'opera sua. Fratelli, stiamo tranquilli, in pace, sereni, perché anche se siamo confinati in casa, l'opera di Dio sta andando avanti. Il Signore continua a portare avanti quello che è il suo piano. Dice: vi faccio sapere che piuttosto che fermare l'opera del Vangelo, la mia prigionia sta contribuendo al progresso del Vangelo, al punto che tutti quelli del pretorio. C'è un aspetto che dobbiamo considerare. Il pretorio era una... arriva da lontano questa parola, era la tenda nell'inizio della storia romana, dove erano confinate delle guarnigioni di soldati. Poi si è esteso a una sede a Roma in questo caso, ma in questo caso si sta riferendo a tutta una guarnigione di soldati, che probabilmente, sta riferendo l'Apostolo, a turno, uno per volta, facevano i turni di guardia a casa di Paolo. Quindi prova a immaginare, dalle 8 del mattino alle 8 di sera c'era un soldato di guardia, poi arrivava un altro e gli dava il cambio, e a turno tutti i soldati di questa guarnigione del pretorio erano entrati in casa di Paolo. E Paolo dice: fratelli, io non avrei mai raggiunto quei soldati, ma il Signore me li sta portando a casa uno per uno. E a tutti i soldati del pretorio, e anche agli altri, a quelli che fanno le commissioni, a quelli che sono curiosi, sono venuti a trovarmi, a quelli giudei a Roma che sono venuti a salutarmi perché sono un loro compatriota, a tutti gli altri è divenuto noto che io sono in carcere per Cristo. Cosa vuole dire qui Paolo? Sta dicendo: guardate che ogni volta che mi chiedono perché sei in carcere, io parlo di Gesù. Perché il motivo è questo: non sono in carcere perché sono un criminale, perché ho rubato, perché ho ucciso. Sono in carcere perché ho testimoniato dell'Evangelo, e dicendo questo sto testimoniando ancora del Vangelo. Quindi la prigionia non è un tempo sprecato, sta dicendo Paolo. Qualcuno potrebbe dire: ma Paolo era più utile per le strade, mentre fa i viaggi missionari. Non è così. Paolo sta dicendo: in prigione sono utile come prima, continuo a parlare, anzi il Signore me li sta portando. Dio si usa dei suoi figliuoli in ogni circostanza. Dio si usa di me, si usa di te in ogni modo. Si può usare di noi attraverso i video di queste dirette, si può usare di noi attraverso una telefonata, si può usare di noi attraverso una visita. In qualsiasi altro modo l'opera di Dio continua ad andare avanti. Fratelli, non ci dobbiamo scoraggiare. Non dobbiamo dire che le cose sono tristi e nere perché non sono come le desideriamo noi. Dio ha il suo piano e noi vogliamo continuare a rimanere strumenti nelle sue mani, perché Lui si usa di noi in ogni circostanza, anche confinati in casa, come l'Apostolo Paolo. E dice: non soltanto l'opera di Dio va avanti per mezzo della mia strumentalità, ma l'esempio mio, invece di scoraggiare i credenti, li sta incoraggiando, li sta spronando. Verso 14: la maggioranza dei fratelli, e qui fa una nota, adesso lo vediamo, una maggioranza, quindi non tutti, la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati, non scoraggiati, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire, più coraggio nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Più coraggio, più forza, più determinazione, più franchezza. Che il mio esempio sia uno sprone per voi, che il vostro esempio sia un incoraggiamento per me. Non ci devono vedere abbattuti. Ecco perché questa è l'epistola della gioia, perché la gioia dà forza ai nostri fratelli. Non ci devono vedere scoraggiati, ci devono vedere zelanti nel Signore, ci devono vedere consapevoli che siamo nelle mani del Signore. Dio continua a usarsi di noi. Fino al verso 14, quindi Paolo continua a dire: questo qui in casa non è tempo sprecato. Sto portando avanti la missione che il Signore mi ha chiamato
a portare avanti. E io do gloria al nome del Signore. Siate incoraggiati, fratelli, l'opera di Dio va avanti. Questo è il messaggio dell'Apostolo. E poi fa un inciso, verso 15. Vero è che alcuni, vi ricordate, prima diceva la maggioranza dei fratelli, quindi non tutti, la maggioranza, perché ce ne sono alcuni, verso 15, che predicano Cristo anche per invidia e rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi che lo predicano di buon animo lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Ora Paolo non è uno sprovveduto, non è che poiché parla di gioia e dice non state tranquilli, va tutto bene, sta ignorando, non riesce a vedere i problemi che ci sono. Paolo era un uomo saggio, era un uomo maturo. Quando i credenti parlano di gioia, sono sereni e anche quando ci sono dei problemi, invece di affossarsi nei problemi, vanno avanti e gli altri dicono: ma come, non si rende conto che ci sono i problemi? Come fa a ignorare che c'è questo problema, c'è questo dramma, c'è questa difficoltà, c'è questo ostacolo? No, quando i credenti fanno così non lo fanno perché sono sprovveduti. Paolo non era uno sprovveduto. Paolo dice: fratelli, io mi vedete in queste prime righe, sono pieno di amore, ho parole dolci per voi, ho tanta gioia nel cuore, vi sto manifestando che va tutto bene, l'opera del Signore sta andando avanti, ma vi faccio sapere che non è che vivo tra le nuvole, so che ci sono dei problemi, so che ci sono delle cose, ma non ci attacco il mio cuore. Io lo so che non sono tutti uniti. Io lo so che è la maggioranza dei credenti, non è l'unanimità dei credenti, ce ne sono alcuni che hanno dei cattivi sentimenti, io questo lo so. E chi sono questi che annunciano Cristo con spirito di rivalità? Eh, Dobbiamo confessare che qualche volta è capitato anche a noi. Questi credenti che predicavano con spirito di rivalità non erano credenti che non amavano il Signore, erano credenti che si presentavano a Dio sinceramente, dicevano: io amo il Signore è al primo posto nella mia vita, il Signore è il primo. Ma noi dobbiamo sempre stare attenti che quello che noi diciamo del nostro rapporto personale col Signore deve avere una corrispondenza con il nostro rapporto con i fratelli e con il nostro rapporto con gli uomini. Perché ci sono alcuni che dicono: io sono a posto col Signore, ma poi magari non apprezzano i fratelli, non li stimano, non sono in comunione con loro. Non ci può essere questa discordanza. Ho già citato in passato, nelle scorse riunioni, l'Apostolo Giovanni che dice: come fai a dire che ami Dio e poi non ami i fratelli? Come fai a dire che sei in comunione con Dio e non sei in comunione con la Chiesa del Signore? Paolo sta dicendo: ci sono alcuni che predicano Cristo con spirito di rivalità. Chi sono questi? Sono quelli che amano il Signore, ma in qualche modo non sono in perfetta sintonia con alcuni credenti, e quando quei credenti con cui non sono in sintonia vedono, sono impossibilitati di servire il Signore, questi che predicano con spirito di rivalità vanno alla ribalta e si danno più da fare per dimostrare in qualche modo che in mancanza di quei credenti le cose vanno avanti meglio, o le cose vanno avanti anche senza di loro, o che c'è qualcuno che può fare come e meglio di quei credenti che sono invidiati. Ci è capitato a volte, forse anche a noi, che quando non ci andava a genio qualcuno, quando quel qualcuno per un attimo è stato assente, noi ci siamo dati più da fare per dimostrare che c'eravamo noi, che non c'era bisogno di quella persona. Questo è lo spirito di rivalità, di invidia, non sincero, che anima certi sentimenti, anche se abbiamo amato il Signore, però in qualche modo sotto sotto, se prima ci impegnavamo 10, quando poi non c'erano quei fratelli, quelle sorelle che insomma non ci andavano a genere, ci impegnavamo 20 perché così risaltava meglio la loro mancanza e la nostra presenza.
E Paolo dice, io so che a volte ci sono questi sentimenti, lo so, ne sono consapevole, ma se quei fratelli pensano di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene, dire in altre parole scoraggiarmi per dire ma alla fine non servi, ci siamo noi, puoi pure startene in prigione, puoi pure startene in casa, tanto le cose vanno avanti senza di te. Paolo dice, loro pensano di procurarmi un'afflizione, ma in realtà, verso 18, che importa? Da notare. Quello che Gesù invece disse a Pietro, lo leggiamo nell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, ma di lui che ti importa? Parlando dell'Apostolo Giovanni appunto a Pietro, quando Pietro dice al Signore di lui che sarà, di lui che ti importa? Tu seguimi. Paolo qui l'ha già imparata la lezione e dice che importa se ci sono credenti sinceri che predicano e se ci sono quelli che lo fanno pur amando il Signore per spirito di rivalità perché vogliono un po' mettersi a confronto e risultare migliori di me o capaci anche senza di me, che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Io vivo per annunciare Cristo e se non lo posso fare io lo fanno altri e lo vogliono fare meglio proprio quando io non ci sono per procurarmi un dispiacere. Non mi importa, il mio unico interesse è annunciare Cristo. E io, quando so che Cristo è annunciato, la parola chiave dell'epistola, verso 18, di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Io mi rallegro, non perché mi dicono Paolo, senza di te veramente ci sentiamo persi. Io non mi rallegro perché mi dicono Paolo, tu sei il più saggio, hai fondato la Chiesa. Io non mi rallegro per queste cose, io mi rallegro quando so che Cristo è annunciato. Se lo posso fare io, lo faccio con tutte le mie forze. Se non lo posso fare io, lo fanno altri. Sia benedetto il nome del Signore. Lo scopo mio è che Cristo sia annunciato, che lo faccia io, che lo facciano altri. Questo è il motivo della mia allegrezza e lo dice 2 volte alla fine del verso 18. Di questo mi rallegro adesso e sappiate, fratelli, che mi rallegrerò sempre. Mi rallegrerò ancora, perché so, verso 19, che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo. In altre parole, lui dice, il mio incarico è di portare Cristo ovunque. E quando io so che Cristo è stato portato ovunque, attraverso di me o attraverso altri, io so che questo giungerà alla mia salvezza, giungerà allo scopo della mia vita. Ciò che è importante non è il senso di giustizia per me, mio, della mia posizione, di quello che io posso fare. Quello che è importante per me è che Cristo sia annunciato. Questo è lo scopo per cui io arriverò alla mia salvezza, arriverò al compimento della mia esistenza qui. Sia benedetto il nome del Signore. E cita, e concludiamo con questi ultimi 2 versi, e cita un verso di una potenza straordinaria, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che ora, come sempre, con ogni franchezza, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. E Paolo dice, sappiate che io non vivo per le cose di qua giù. Io sono qui per annunciare Cristo. E quando avrò compiuto il mio compito, quando avrò completato il mio incarico, io so che il Signore mi chiamerà a casa. E sappiate che è la mia viva attesa. Questo è un termine nell'originale fortissimo, è un'impaziente aspettativa. Sappiate che io non sto nella pelle, e forse è il caso di dirlo, perché poi lo dirà meglio, lo vedremo la prossima volta. Io ho una viva attesa, una speranza di non aver da vergognarmi di nulla, perché Cristo sta per tornare, lo sto per incontrare, lo incontrerò, lo guarderò faccia a faccia, gli dovrò dire quello che ho fatto e non mi voglio vergognare di nulla, voglio dire, Signore, con tutti i miei mezzi, tutte le persone intorno a me, tutti i tuoi figliuoli che sono stati a contatto con me hanno parlato di te, questo è stato lo scopo della mia vita, questo ho raggiunto, Signore, non mi voglio vergognare di nulla, voglio assolvere appieno il mio compito, perché io desidero avere il Signore. Verso 21,
lo scopo della vita dell'Apostolo. Infatti, per me, il vivere è Cristo e il morire è guadagno, che vuol dire Cristo, sempre Cristo. Lo vedremo poi nel seguito dell'epistola che cos'è il guadagno. Lui vuole guadagnare Cristo. Paolo dice: guardate che per me vivere è Cristo. Se qualcuno pensa di far dispiacere a Paolo, si sta sbagliando di grosso, perché sta facendo il dispiacere a un morto. Io sono morto, dirà nelle altre epistole, sono morto a me stesso, io sono stato crocifisso con Cristo, io non vivo più per me stesso, io vivo per Cristo, per me vivere è Cristo. E quindi Paolo dice: che mi oltraggino, che io sia in prigione, che io sia condannato a morte. Tutte queste cose non hanno la minima capacità di scalfire la mia pace. Io continuo a rimanere nella gioia, perché per me vivere è Cristo e morire fisicamente in questa vita non è nulla, anzi è un guadagno. Chi non è disposto, chi non è pronto a morire, forse non è pronto neanche a vivere per Cristo. Ma Paolo dice: per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Soltanto quando saremo liberi dalle paure, dai condizionamenti di questa vita, dalla paura anche della morte fisica, dalla paura dei nemici, soltanto quando saremo liberi da tutti questi condizionamenti, noi potremo davvero servire il Signore gloriosamente, e allora potremo essere liberi di dedicare la nostra vita al Signore. Nella misura in cui siamo attaccati alle cose del Signore, noi saremo liberi da ogni altra cosa. Quindi Paolo ci sta incoraggiando, dice: guardate che la prigionia ci permette di portare avanti il piano del Signore, e anche se ci sono cattivi sentimenti, quello che conta è che Cristo sia annunciato. Allora la nostra vita avrà il senso che Dio gli vuole dare. La prossima volta proseguiremo con la meditazione di questa epistola, e sono sicuro che, come vi invito a fare, rileggendo questi versi, avendoli meditati uno per uno, questa sera apprezzeremo ancora di più il profondo significato, il profondo messaggio che l'Apostolo stava dando ai credenti di Filippi. Fratelli, Dio ci benedica.